La femmine di un fradi profete apre Eliseo così. Il tuo famei, il gnom, alle muart, e tu saas che il tuo famei aliere plen di timor di Dio. E comunque alle muart, alla di che il calveve di ve, alle vignuta chioimi, i doi miei frus, par faius eis claas. Eliseo i dise, c'è più di fatti io, dimmi c'è che has tu in chiesa. E risponde, la tua serve a chiesa non ha nuie di nuie, dome un vas di vueli. Allora i dise, vadi che dogne di te, e fatti in prestà vas vueis, ma plui che tu podis. Po tu entrarás, tu sierrarás la porta daur di te e dai tuoi fis, e tu strunchiarás il vueli in duc che vas, mettigno di bande par ordine che saranno in colms. E lui la sa e assierà la porta daur di sé e dai sei fis. Loro portava in donde vas e non cessava di emplaio. Quando vas a fuori in duc plens, i dise a Sofì, dammi canti mon vas, ma che l'altri gli risponde, non de plui vas. Allora il vueli al cessà di gotà. E a lei a contai all'om di Dio, e lui gli dise, va vendi quest vueli, dispensa il tuo debit, e viv con ciò che ti vanse, tu e i tuoi figli. Unedì che Eliseo al passave par Sunem, una femmina di chiesa grande che ieri sta a venti, lui invità a gustare. Da spo ogni volta che al passave alleve lì die par mangiare. E dise al som, chiale, o soi sicure che l'uomo che passe sempre per chiese nestre è un santo, un uomo di Dio. Perché non fasino una chiamarute ad alt, di mur, i mettin un iet, una taule, un essente e un lampion, quando passerà per chi di no, al potrà ritirarsi lassù. Unedì che al capitale si ritirerà in te chiamare ad alt e si distirà sul liet. E i dise al suo famei Gerazzi, clamimi chi ste femmine sunamite. Le clamà e si presentà denanzi di lui. Eliseo al dise, disi, tutti se stan disturbate per no, se puoi al fa per te. Ese une paraule di parte al re o al sorestan dai soldati? Ma ei risponde, io sto con il popolo, al zontà. Allora, se puoi il fa io? Grazie risponde, po ben. Ie no ha frus, el som alle in lacuiains. Disse all'Eliseo, clamile. Il famei le clamà e si fermò sulla porta. I dise, l'anca al ven come comò, tu braccioleràs un fi. Ma ei dise, no, paron, non sta chioimi vie la to serve. La femmine però, i chiappa su e i partorì un frutto e stagion che i veve di Eliseo. Il canaia al crescè. Unedì a lei a chiappà su par daur dai seseladors. E i dise a suo pari, ioi, il gnocchiaf, il pari i ordinà un famei, puartilo a somari. Che lo chiappà e lo portà a somari, al restà sui suoi genoi fin a misdì e poi al morì. E allora lo porta su e lo distirà sul liet dall'uomo di Dio, e si era la porta e a essi. A lei acclamà il som e dise,
mandimi chi un famei con tune muse, co voi dall'om di Dio e o torni. I domandà, parcepovastu di lui vue, noi emigo la luna ignove o la sabide? Ma i risponde, sta in pace. Al fasessi e la muse e dise al famei, menimi e va, non sta fermati per strade finché non t'allordeni io. E partì e arriva lì dall'om di Dio, sulla monda al Carmel. Quando l'om di Dio all'elumà, di lontan, i dise al suo famei Gerazzi, ve che bui nessuna mite, va svelti in quintri e domandi, stas tu ben? E il tom stai al ben? E il tuo canai stai al ben? E risponde, benon. Quando arriva denanda all'om di Dio sulla monte, i grampai pis. Gerazzi si sdogna per parare vie, ma l'om di Dio gli dise, lassile, che la sua anime è saziate di marum. Il Signor me l'ha squindut, non mi ha contato nulla. E dise, vevi ho domandato io un fi al mio paron? No, ti vevi ho dite di no, che mi vie? Liseo gli dise a Gerazzi, mella cintura e toriombui, chioli il mio baston, in man e va. Se tu ti invis, non sta saluta nessun. Se qualchedun ti salude, non sta rispondi gran. Tu slungheras il mio baston parzore dal frutto. Ma la mari dal canai gli dise, ver cal viv il Signor, e tu ses viv anche tu, e io non ti lascerai par mai. Allora si chiappa su e le dauri. Grazie all'iere lat denan di loro, e aveva slunghiato il baston parzore dal frutto, ma mica aveva clamato, mica aveva dato segno di vita. Al tornare denan di Liseo e i contà, il frutto non il dà di ca. Liseo arriva in chiesa, il frutto era morto, distirato sul soietto. Al rientrare, al serrare la porta da di loro doi e al pre al Signore. Poi al montare sul lietto, si slunghià parzore dal frutto e al mettere la sobotie quintri de sobotie, i suoi voi quintri dei suoi voi, e li sosmans quintri de sosmans, si plea sore di lui, e la chiara dal frutto si sclipì, si mette a camminare in lungo e in largo per chiase, e poi al montare su e al tornare a plearsi parzore di lui, par 7 voltis. Allora il frutto a stranudà e al viergi voi. Liseo clamà Gerazzi e gli dise, fas vigni che ste buine sunamite. Ch'el le clamà. Quando arrivà d'ogni di lui, gli dise, chiol chito fi. E entrà, e buttà denant dai suoi pis e con la muse partiere. Poi acchiolè il fi e agli si fur. Liseo al tornà al Galgale, intanto che la carestia regnava in tetiere. Biel che i fradis profetas erano insentati denant di lui, gli dise al suo famei, met sul fuoco una cite grande, e quei una migneste per i fradis profetis. Un di loro agli sippe campagne, a cumai erbis, al chiatà chias di vite salvadie, e urtira via gli scocis finché gli stava in tal grin. Al torna a chiase e gli staia a tox, tecite di minestre, cence savè c'è robe caiere. Aderin di mangiare ai oms, ma appena caccerciare in la minestre, i pettari un belli. Om di Dio, tecite e la muart. E non poderin mangiare più in uie. Allora Eliseo al dise, portimi qua un po' di farine. Al buttare la farina in tecite e al dise, da urfura ai uomini che mangin. Tecite
non gli era più nulla di triste. Arriva un uomo di Bal Salise e porta all'uomo di Dio pan fatto con le primissis, 20 pans di guarding e di forment anche molto sospii. Liseo le ordinà, daura gli oms che mangin. Ma il suo famè gli risponde, se molto poderessi arriva ch'est parcen di loro. Lui al continuà, daur di mangiare gli omens, parce che il Signore al dis così, i mangeranno e anche mo urvan sarà. Lui ora l'esibì e allora al mangiarin e al restà, secondo la parola del Signore.